When everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a new day. When I forget everything around me that I say, around me that I say. Can't take the DJ. Фото в старом альбоме обо всем напомнит последний сеанс кино и моя рука. Prima edizione del Gran Premio Bar La Perla del Bosco. Gentili telespettatori appassionati di ciclismo, ci troviamo a Lamporecchio per questa gara organizzata dalla polisportiva monsumanese Ubaldo Signori e che ha visto la collaborazione delle società juniores della Toscana, che vista la crisi, visto lo scarseggiare di manifestazioni ciclistiche, hanno espresso la volontà di organizzarsi tutti assieme nell'organizzazione di alcune manifestazioni. A coadiuvare quest'oggi l'organizzazione, abbiamo detto, la polisportiva monsumanese Ubaldo Signori, ecco il presidente Giordano Cecchi, da ricordare anche il team manager Andrea Tafi, ma davvero hanno risposto in massa le società toscane. Ci sono state certo alcune defezioni, ma possiamo dire che sono al via tutti i migliori atleti della categoria juniores nella regione toscana. Infatti sono al via, intanto le vediamo proprio la fase di misurazione dei rapporti che stanno svolgendo gli atleti. Sono al via gli atleti della polisportiva monsumanese Ubaldo Signori, della Fosco Bessi di Calenzano, della Monte Pisano, del gruppo sportivo Stabia Ciclismo, del circolo arci ricreativo Arci Stagno, del team Palma Ciprani e Gestri, del cycling team Cascine, della Ziraf, della Berti Mobili Benassi, l'Aquila Ganzaroli, il gruppo ciclistico romagnano, il Velo Club Empoli, il team Vettorini e l'Unione Ciclistica Casano. Operazioni di misurazione dei rapporti per questi atleti. Il percorso dopo la partenza da Lamporecchio, un breve tratto in linea e poi il circuito ricavato in località Borgano, un circuito che che prenderà il via quindi da via Firenze, via Leonardo da Vinci, via di Vittorio, via di Borgano e quindi via Leonardo da Vinci, e dovrà essere ripetuto per 27 volte. Poi l'ultimo tratto in linea con la conclusione in via Verdi a Lamporecchio. Tanto qui siamo con alcune delle autorità presenti. Abbiamo visto Giacomo Bacci, presidente del comitato regionale della Federciclismo, e anche il coordinatore della struttura tecnica regionale toscana Alessandro Dolfi, che proprio in questa giornata compie gli anni, quindi un augurio da parte di tutto il team di Toscana Sprint ad Alessandro Dolfi. Ormai imminente la partenza, che si svolgerà proprio davanti al bar La Perla del Bosco a Lamporecchio. Ecco Andrea Taffi che dà le ultime direttive ai corridori e poi Giacomo Bacci abbassa la bandierina del via. 86 i corridori al via dei 106 iscritti, che adesso si dirigono in direzione Borgano per affrontare i 27 giri che prevede la manifestazione. Nel frattempo vi ricordo il contributo, oltre che del bar La Perla del Bosco, che ha ospitato le operazioni di partenza e che ovviamente è a fianco all'organizzazione. Vi ricordo anche il contributo della ditta Alessio Carni, della Bartolozzi Assicurazioni, della Perzelli Videogiochi, Gioielleria Citi, Fiori e a Lamporecchio e Bianchini dal 1910, il Brigidino di Lamporecchio. Stiamo muovendo nelle prime fasi di corsa. Roberto Burbi scherza con la telecamera. Sono già davanti gli atleti diretti in ammiraglia da Andrea Bardelli. Stanno facendo il ritmo in questa fase gli atleti della Fosco Bessi di Calenzano. Lasciamo sfilare il gruppo dei partecipanti, degli 86 atleti che hanno preso il via. Eccoli che sfilano davanti alla nostra telecamera. È un percorso questo, lo vedremo anche nel corso di questa sintesi, molto nervoso, con continui saliscendi, con alcuni tratti anche abbastanza impegnativi,
con pendenze che superano in qualche punto anche il 9%. Ecco il gruppo dei partecipanti al termine del primo giro, quindi 26 giri alla conclusione, ed il Plotone viaggia in questo frangente compatto. Passaggio da uno dei tratti in discesa con ancora le maglie della Fosco Bessi nelle prime posizioni del gruppo, che sfila davanti alla nostra telecamera. Plotone ancora compatto dopo 2 giri di corsa. Il gruppo conta ancora tutti i partecipanti, tutti coloro che hanno preso il via fanno ancora parte del Plotone. Terzo giro di gara, primo attacco di giornata. Si tratta del numero 29, vale a dire Roberto Muscas, eccolo qua inquadrato. Insieme a lui il compagno di squadra Pasquale Lovisi, entrambi della ASD Montepisano. Eccoli inquadrati i due atleti della formazione pisana, che hanno adesso un vantaggio di una cinquantina di metri, non di più, nei confronti dei più immediati inseguitori. Muscas in testa con il compagno Lovisi in seconda ruota, ma in questo momento il gruppo chiude in uno dei tratti più impegnativi del circuito. Il gruppo torna compatto dopo praticamente 3 giri di corsa. 3 giri di corsa con il Plotone che sta viaggiando compatto in questo tratto. Attenzione, ancora un allungo con il dorsale 27 Corrado Calafiore, ancora un atleta della Montepisano quindi, che prova ad allungare nei confronti del resto del gruppo. Per lui leggerissimo margine di vantaggio, come vedete una trentina di metri, ma è un'azione che ha appena preso il via e sembra pedalare per il momento abbastanza bene il corridore della Montepisano, formazione che in queste prime fasi di gara ha dato sicuramente l'impressione di voler tenere alto il ritmo e di tentare in tutti i modi di provare a portare via un'azione già dalle prime azioni, già dalle prime tornate di questo circuito, che vi ricordo dovrà essere percorso per 27 volte in totale. I chilometri totali al termine saranno 82, leggerissimo margine di vantaggio, lo vedete anche da questa panoramica con il gruppo che sfila davanti alla nostra telecamera. Dicevamo leggero margine di vantaggio per Corrado Calafiore della Montepisano quando abbiamo percorso più di 3 giri di corsa. Intanto Giordano Cecchi, presidente della Polisportiva Monsulmanese, anche lui parte attiva dell'organizzazione, lo abbiamo visto guidare la macchina del medico. Adesso c'è un ulteriore allungo quando siamo praticamente a 19 giri dalla conclusione, quindi abbiamo percorso i primi 8 giri. Ci prova Alex Asuni del team Palma Cipriani e Gestri, che ha un vantaggio di una ventina di secondi nei confronti di un più immediato inseguitore, gruppo che è segnalato a 30 secondi. Eccolo qua l'atleta del team Palma Cipriani e Gestri, impegnato anche in questo frangente in un tratto in leggera salita. Praticamente non c'è pianura in questo circuito, continui saliscendi che rendono la corsa particolarmente nervosa ed anche particolarmente impegnativa. Comunque sta pedalando bene l'atleta del team Palma Cipriani e Gestri, atleta diretto da Milko Musetti e da Imere Malatesta, che come vedete ne approfitta anche per dissetarsi. Aspettiamo il più immediato inseguitore del numero 29, ancora una volta è un atleta della Montepisano, si tratta di Roberto Muscas, che accusa un distacco, adesso ci informa Radio Informazioni in corsa, di 18 secondi dal leader, dal corridore del team Palma Cipriani e Gestri. Tratto in salita e tra non molto la strada scenderà, ecco la discesa. Questo è il tratto più tecnico del circuito con questa S che abbiamo visto prendere a Muscas. Questo è il gruppo invece, gruppo pilotato dalle maglie del gruppo ciclistico romagnano. A fare l'andatura Cristian Bongiorni della formazione guidata da Matteo Berti. Tratto ancora in salita questo, con Bongiorni che fa il ritmo abbastanza elevato in questo frangente, come testimonia il gruppo che come vedete si allunga, anche se una volta raggiunto l'apice della salita il Plotone si apre e praticamente tende a rallentare. Giuseppe Chiaramonte, sindaco di Lamporecchio, spettatore d'eccezione quest'oggi, grande appassionato di ciclismo, non è voluto mancare
a questa manifestazione. Intanto si è ricomposta la coppia al comando quando siamo a 16 giri dalla conclusione. Infatti il dorsale 43 Alex Asuni del team Palma Cipriani e Gestri è stato raggiunto dal numero 29 Roberto Muscas della Montepisano. Si forma quindi una coppia al comando, una ventina di secondi di vantaggio nei confronti del plotone per questi due atleti che quindi stanno conducendo la gara quando se ne sono andati praticamente 10 giri, considerando che il circuito misura 2 km e 800 metri, quindi percorsi una trentina di chilometri. Intanto Imre Malatesta ne approfitta per dare qualche consiglio al suo atleta, gruppo che arriva in questo istante a 20 secondi dagli uomini al comando dopo i primi 11 giri di corsa. Cambia ancora la situazione perché continui capovolgimenti di fronte. Adesso c'è un allungo, ripresi quindi due atleti che avevamo visto in precedenza. Adesso prova ad allungare Lorenzo Vallarino del team Palma Cipriani e Gestri. Il suo è un vantaggio minimo nei confronti di un primo atleta, di un primo drappello. Infatti il gruppo si è notevolmente selezionato. Con Vallarino troviamo Yuri Colonna con il numero 12, con il numero 84 troviamo Gabriele Giannelli, con il numero 42 invece Andrea Montagnoli, con il numero 1 Francesco Mancini, con il numero 41 è Simone Cucini, con il numero 48 invece Luca Zullo, con il numero 3 Federico Rossi, con il numero 107 troviamo Luca Laggio e con il numero 17 è invece Matteo Trippi. Questi sono invece i più immediati inseguitori che sono ad appena 15 secondi. Vediamo con il numero 28 Radion Kopshiti della Montepisano, è lui a guidare l'inseguimento. Insieme a lui vediamo chi si trova alle sue spalle, Simone Ottavi della Fosco Bessi di Calenzano. Per loro un leggerissimo margine di vantaggio nei confronti del gruppo che è segnalato a 20 secondi dagli uomini al comando, pilotato dalle maglie del gruppo sportivo Stabia e dell'Aquila Ganzaroli. Anche gli atleti della Romagnano nelle prime posizioni del gruppo, anche se Gabriele Giannelli fa parte dell'azione che abbiamo visto al comando, composta da una decina di unità. Nicolas Cianetti tra coloro che sono nelle prime posizioni del gruppo, anche tante maglie del team Palma Cipriani e Gestri. Adesso arriva anche una maglia della polisportiva monsumanese Ubaldo Signori, anche maglia dell'Aquila Ganzaroli. Noi lasciamo sfilare il gruppo che, come vedete, si è notevolmente selezionato. Avevamo già parlato della difficoltà del circuito, non ci sono tratti pianeggianti, continui saliscendi e intanto con la testa della corsa il gruppo praticamente è piombato sugli uomini al comando e adesso viaggia compatto, gruppo che è forte ancora di una cinquantina di unità. Alcuni atleti leggermente attardati, ma praticamente gruppo che può definirsi compatto. Intanto siamo a 11 giri dal termine, c'è l'attacco di un quartetto con il dorsale numero 1 è Francesco Mancini, con il 42 è Andrea Montagnoli, con il numero 12 è Yuri Colonna, con il numero 84 invece è Gabriele Giannelli. Leggermente attardato Colonna in questo frangente, lo salta il massese della Romagnano che si riporta subito su Montagnoli e Mancini, ma anche Colonna sembra avere le gambe per riuscire a riportarsi sul terzetto al comando e quindi si ricompone il quartetto Giannelli, Colonna, Montagnoli e Mancini. Questi gli uomini al comando e hanno un vantaggio, ci segnala Radio Informazione in corsa, di circa 15 secondi nei confronti dei più immediati inseguitori. Questo è Francesco Mancini che ha segnato la prima vittoria stagionale a Mercatale di Cortona il 1° maggio scorso. Questo è Gabriele Giannelli, invece grande protagonista nonostante si trovi al primo anno nella categoria juniores. Ha vinto quest'anno il Gran Premio Liberazione a Turano di Massa, ma non solo, ha vinto anche la gara di apertura a Calenzano. È sicuramente uno degli atleti più in vista dell'intero movimento ciclistico nazionale. Francesco Mancini guida il quartetto e adesso noi aspettiamo dietro per vedere la situazione. È un terzetto di più immediati inseguitori, terzetto
composto dai dorsali numero 2, si tratta di Francesco Lorenzini, eccolo qua inquadrato, con il dorsale invece numero 53 troviamo Lorenzo Calugi, e con il dorsale numero 107 Luca Raggio. Luca Raggio è della Casano, Lorenzini è della Polisportiva Monzummanese, Calugi è del team Palma, Cipriani e Gestri. Eccolo qua Calugi, Lorenzini in seconda ruota, Raggio in terza. Questi atleti accusano un ritardo di 15 secondi nei confronti della testa della corsa. Più indietro, a 25 secondi, è segnalato il gruppo. Eccolo qua il plotone, ancora forte di una quarantina di unità, quando siamo ad 11 giri dalla conclusione. Praticamente 30 km al termine. E adesso con la corsa ancora il gruppo che si è riportato, annullato ancora un'azione di fuga, gruppo che quindi è tornato compatto, anche se notevolmente selezionato, adesso è forte di meno di 40 unità. Con il numero 83 adesso fa il ritmo Francesco Chesi, già vincitore quest'anno, poco lontano da qui a Cerbaia di Lamporecchio. E il gruppo che si allunga sotto la spinta del corridore del gruppo ciclistico romagnano, quando siamo a 8 giri dalla conclusione. Anche Yuri Colonna nelle primissime posizioni del gruppo. Si volta per controllare la situazione, arriva Gabriele Giannelli che prova subito ad allungare. Prova ad allungare Gabriele Giannelli, la maglia del gruppo ciclistico romagnano. Mani nelle leve dei freni, posizione aerodinamica per lui in questo tratto in salita. Guadagna qualcosa, ma praticamente il gruppo si allunga e rimane compatto in questo frangente. Adesso tratto in discesa e poi gli atleti torneranno a salire. Attenzione perché ci sono ulteriori atleti che perdono contatto. Abbiamo visto Mirko Tacchi e poi un drappello particolarmente numeroso che adesso si è staccato, questo a causa della forte andatura da parte del gruppo. Ancora tratto in salita con un quartetto adesso al comando. Abbiamo visto Mancini, abbiamo visto una coppia del Team Palma e anche Giannelli. Attenzione, quindi ottima la composizione di questo gruppo. Questo è il plotone. Vediamo qualche scaramuccia tra praticamente Colonna e Lorenzini. Finisce a terra Lorenzini. Una caduta quindi per il corridore del Polisportiva Monzummanese Ubaldo Signori. I due atleti si sono acciuffati con Colonna e Lorenzini, possiamo dire pari responsabilità in questa caduta, con il primo che ha trattenuto la maglia dell'avversario, quindi Colonna che ha trattenuto la maglia dell'avversario, e Lorenzini che poi ha provato a spalleggiare Colonna. Ovviamente poi la conseguenza l'avete vista tutti. Allora torniamo con i 4 al comando, sempre raccomandando a tutti gli atleti la massima correttezza in gara. 4 atleti al comando, e allora andiamo a vedere di chi si tratta. Con il numero 44 lo vediamo inquadrato, è Lorenzo Vallarino, insieme a lui con il numero 84 Gabriele Giannelli, e poi ancora con il numero 1 Francesco Mancini. Con il numero 42 è Andrea Montagnoli. Rientra un altro atleta del Team Palma Cipriani e Gestri, si tratta di Iltian Nica, quindi sono 3 gli atleti del Team Palma Cipriani e Gestri: Lorenzo Vallarino, Andrea Montagnoli ed Iltian Nica. Un atleta per la Polisportiva Monzummanese Ubaldo Signori, si tratta di Francesco Mancini. Un atleta per il gruppo ciclistico romagnano, ovvero Gabriele Giannelli. Adesso c'è il tentativo di Vallarino. Ovviamente i compagni corrono di copertura, con Iltian Nica che chiude adesso il drappello dei 5 uomini al comando. 5 uomini al comando che hanno un vantaggio di una decina di secondi nei confronti di un primo drappello, quando siamo ormai a 5 giri dalla conclusione. Vediamo alle loro spalle, eccolo qua il primo drappello di inseguitori, un drappello forte di circa 6-7 unità. E poi il gruppo più indietro, il gruppo che adesso è forte appena di una ventina di atleti. 20 atleti, adesso arriva una seconda parte, eccoli qua gli atleti un po' più attardati, ma non più di 30 atleti compongono il gruppo. 3 giri alla termine e davanti troviamo ancora una situazione diversa, infatti raggiunta la fuga
che avevamo visto in precedenza. Adesso prova ad allungare Federico Rossi della Polisportiva Monzummanese Ubaldo Signori. Su di lui prova a riportarsi Iltian Nica del team Palma Cipriani e Gestri. Si forma questa coppia al comando. Dietro però vediamo adesso un atleta dell'Aquila Ganzaroli con il numero 73 Alessandro Rugi e con il numero 87 Gabriele Ricci del gruppo ciclistico romagnano. Si forma quindi un quartetto in testa alla corsa: Rossi della Polisportiva Monzummanese, Iltian del team Cipriani e Gestri, Iltian Nica. Arriva adesso anche Luca Zullo, sempre del team Palma Cipriani e Gestri, Alessandro Rugi dell'Aquila Ganzaroli e Gabriele Ricci del gruppo ciclistico romagnano. Attenzione all'allungo di Iltian Nica, guadagna un leggerissimo margine di vantaggio l'atleta albanese del team Palma Cipriani e Gestri. E a questo punto entriamo nel vivo della corsa, infatti mancano 2 giri al termine, 2 giri e mezzo. Ci lanciamo in discesa con Iltian Nica, discesa particolarmente tecnica con questa S. Abbiamo visto Iltian Nica affrontarla molto velocemente, adesso ha un vantaggio di una trentina di metri sugli ex compagni di fuga. Eccolo qua il corridore del team Palma Cipriani e Gestri, incitato anche da Pacinotti, che supporta il compagno di squadra del figlio. Luciano Pacinotti supporta il compagno di squadra del figlio, Niccolò, che ancora proprio sfortunata la stagione di Niccolò Pacinotti, è ancora fermo a causa di problemi fisici. Speriamo di poterlo vedere presto tornare ai livelli della passata stagione. Speriamo di riuscire a vederlo presto in salute, perché è davvero uno dei grandi protagonisti della stagione passata, che attendiamo ancora nel secondo anno della categoria juniores. Questi sono gli inseguitori, abbiamo detto si tratta di Luca Zullo, di Gabriele Ricci, di Alessandro Rugi e di Federico Rossi. Più indietro vediamo un terzetto con Francesco Marchini, con Gabriele Giannelli e con Andrea Montagnoli, che praticamente si stanno riportando sui più immediati inseguitori di Iltian Nica. Si stanno per quindi fondere i due drappelli. È ancora davanti però il corridore del team Palma Cipriani Gestri. Adesso anche Colonna prova a rientrare sui più immediati inseguitori del fuggitivo. Giannelli chiude per il momento il drappello dei controattaccanti, quando siamo ormai in vista del cartello che segnalerà i 2 giri al termine. Eccolo Colonna, si riporta anche lui sui controattaccanti. 2 giri alla conclusione in questo momento, siamo nella zona del contagiri, con Colonna che aggancia l'ultima ruota, quella di Giannelli, e quindi si va a portare alle spalle di Iltian Nica. Questo è il gruppo, che però a questo punto sembra davvero tagliato fuori per il successo. Suona la campana, inizia l'ultimo giro e la situazione cambia ancora, perché raggiunto Iltian Nica adesso se ne vanno in 4. Si tratta di Francesco Mancini con il numero 1, con il numero 42 lo vediamo inquadrato Andrea Montagnoli, con il numero 84 Gabriele Giannelli, con il numero 73 Alessandro Rugi. Questi sono gli atleti al comando: Gabriele Giannelli del gruppo ciclistico romagnano, Francesco Mancini della Polisportiva Ubaldo Signori, Andrea Montagnoli del team Palma Cipriani e Gestri, Alessandro Rugi dell'Aquila Ganzaroli. Questi sono i 4 uomini al comando che stanno percorrendo l'ultimo giro, quindi mancano meno di 3 km al termine. A questo punto potrebbe essere davvero l'azione buona. Gabriele Giannelli fa l'andatura in questo frangente, è anche particolarmente veloce l'atleta del gruppo ciclistico romagnano, così come veloce anche Francesco Mancini. Questi sono i 4 al comando, seguiti dal servizio radioinformazione in corsa di Piero Germelli. Ancora la testa della corsa con i 4 uomini al comando. Vi ripeto i loro dorsali mentre sta rientrando un altro atleta, si tratta di Lorenzo Vallarino. Allora al comando troviamo con le maglia del team Palma Cipriani e Gestri Andrea Montagnoli e Lorenzo Vallarino, con la maglia dell'Aquila Ganzaroli Alessandro Rugi, con la maglia del gruppo ciclistico romagnano
invece Gabriele Giannelli e con quella della polisportiva monsulmanese Ubaldo Signori Francesco Mancini, che adesso prova a fare l'andatura e va in leggera difficoltà Lorenzo Vallarino, ma ha raggiunto la vetta di questo strappo. Continuano ad osservarsi gli atleti e qui vediamo Giannelli che controlla la situazione alle sue spalle, ancora Mancini che gli dà il cambio. Mancini che corre nella formazione organizzatrice, la polisportiva monsulmanese Ubaldo Signori. Continua la fase di studio, in testa alla corsa perché il gruppo è segnalato a 15 secondi, quindi margine ampio ma non di sicurezza, in quanto siamo ormai a 1,5 km dal termine, con Mancini a fare l'andatura, Giannelli in seconda ruota ed ancora Montagnoli in terza, Rugi in quarta e Vallarino in quinta. Queste sono le posizioni quando si svolta a destra, si rientra nella strada che da Borgano porta verso Lamporecchio e manca meno di 1 chilometro al termine. Noi con la nostra moto tra non molto ci porteremo sul traguardo, lasciamo quindi i 5 uomini al comando e sta per essere lanciata la volata. Mancini è in testa a 250 metri dal termine, ancora non è stato lanciato lo sprint che viene lanciato in questo momento lungo da Francesco Mancini, con Gabriele Giannelli che prova a prendere la sua ruota e prova a rimontarlo negli ultimi metri in salita verso il traguardo, ma è Francesco Mancini della polisportiva monsulmanese Ubaldo Signori che va a vincere davanti a Gabriele Giannelli del gruppo ciclistico romagnano, terzo Andrea Montagnoli del team Palma Cipriani e Gestri, quarto Alessandro Ruggi dell'Aquila Ganzaroli, quinto Lorenzo Vallarino del team Palma Cipriani e Gestri. La volata del gruppo è vinta da Baldini dell'Aquila Ganzaroli davanti a Chesi, Colonna, Copciti e Zullo. Secondo successo stagionale quindi per Francesco Mancini, che ha battuto allo sprint Gabriele Giannelli e Andrea Montagnoli. Andiamo con le interviste. Andrea Montagnoli, un terzo posto che lascia tanto rammarico in bocca, eri presente in due nella fuga decisiva, nel finale qualcosa non è andato? Abbiamo provato in tutti i modi, prima io al penultimo giro ad andare via nello strappettino, poi Vallarino ha provato ad andare via all'ultimo chilometro, però non c'è stato niente da fare, siamo arrivati in volata e Mancini è stato più forte in volata e vabbè, ci accontentiamo di questo terzo, anche se adesso avrei un periodo di forma, spero di riuscire a sfruttarlo. Sicuramente siete stati sempre attivi durante la corsa, sempre presenti in tutte le fughe. Sì, abbiamo fatto un bel lavoro di squadra e la squadra gira, anche quest'anno andiamo forte, però ci manca solo la vittoria, speriamo arrivi presto e credo che arriverà. Un soffio tra il primo e il secondo, tra Francesco Mancini e Gabriele Giannelli a separare questi due corridori. Gabriele Giannelli, secondo classificato oggi, la stagione ti sta regalando grandi soddisfazioni, oggi sei arrivato ad un passo dal successo. Sì, questo piazzamento è veramente inaspettato, all'inizio corsa le sensazioni erano pessime, sono stato male durante la settimana e quindi oggi pensavo di non averne, invece più per grinta che per gambe sono riuscito a essere sempre protagonista lì nello strappo, a essere sempre davanti e alla fine un po' sono mancate le gambe, è stato un po' più furbo anche Mancini a anticiparmi. Prossimi appuntamenti? Ma domenica c'è la corsa a Canizzano, poi Trofeo Vini d'Erora a Canale d'Alba, che sono due appuntamenti importanti, corse molto impegnative, c'è da prepararsi bene e vedremo di essere pronti. Francesco Mancini ha regalato una grande soddisfazione agli sportivi della polisportiva monsulmanese Ubaldo Signori, che erano parte attiva di questa organizzazione e quindi ti hanno visto vincere con una volata al photo finish con uno dei più forti atleti a livello nazionale, che è Giannelli. Sì, sapevo che era molto importante per la mia società vincere questa corsa, sono partito con una motivazione in più, volevo vincere a tutti i costi, così è stato. Sapevo che c'erano atleti quotati al via, ma io ho avuto rispetto di loro, ma paura no, e quindi è andata bene così. Periodo di forma importante questo per te, stanno arrivando tante soddisfazioni. Sì, dopo un inizio stagione un po' sfortunato, ora sta arrivando la forma, già la seconda vittoria questa stagione e spero di continuare su questa linea fino alla fine. Una dedica per questo successo? Sì, vorrei dedicare questa vittoria a Andrea Tafi, il nostro team manager, che martedì era il suo compleanno, quindi ci tenevo a fare un bel regalo anche a lui e poi a tutte le persone che mi seguono e mi vogliono bene e che quindi mi danno la forza per andare così forte.
Andrea Taffi ha coordinato un bel gruppo di lavoro che ha reso possibile questa bella organizzazione di una gara che è vissuta con tanti momenti di azione, una gara vissuta sempre ad alto ritmo. È stato un risultato di tutti, è stato un risultato dei gruppi sportivi toscani che hanno dimostrato che quando c'è da rimborcarsi le maniche ci sono. Ma senza ombra di dubbio, io voglio fare veramente un applauso a questa associazione che sta per nascere, non è nata e stiamo già cominciando a collaborare. L'associazione dei gruppi sportivi juniores toscani, che penso che sia un giusto connubio. Sono convinto che con questa formula insieme riusciremo a fare tantissime cose e grandi cose. Abbiamo avuto tra l'altro un bellissimo applauso da parte del presidente della federazione Renato Di Rocco, dalla federazione toscana, e quindi questi sono soltanto i primi passi. Voglio veramente ribadire e dire grazie a tutti i gruppi sportivi, perché senza di loro oggi non si sarebbe fatta questa gara, quindi grazie a loro che questa gara è nata, e grazie a tutti quelli che mi hanno veramente dato una mano, perché io dicevo è una barzelletta organizzare una gara, invece no, è proprio veramente una cosa molto difficile, elaborata, però spero che siano rimasti tutti contenti. 110 iscritti, 100 partenti al via, abbiamo rispolverato il vecchio circuito di Borgano e magari chissà perché no, provare a ripristinare la data di Pasquetta e abbinare la corsa juniores al mattino e dilettante al pomeriggio. Grazie alla cittadinanza, perché oggi ha dimostrato di veramente di sopportare questa situazione, e devo dire, penso che tutto è andato nel migliore dei modi. Che devo dire? Ringrazio gli sponsor e tutti quelli che ci hanno dato veramente una mano, e complimenti al vincitore e a tutte le squadre che si sono veramente adoperati per far sì che questa manifestazione si facesse al meglio. Una parola sul vincitore. Francesco Biancini ti ha dedicato la vittoria come buon compleanno, del compleanno che si è consumato qualche giorno fa. Mi fa piacere, perché questi sono ragazzi giovani, stanno crescendo nella maniera giusta, mi fa piacere che me l'abbiano dedicata, e sono contento perché su tante cose ci siamo scontrati, ma quello che hanno capito, lo scontro che facciamo fra di noi è uno scontro costruttivo e non distruttivo. C'erano alcune cose che non andavano, abbiamo cercato subito di risolverle immediatamente, e questa ne è la dimostrazione. Tutta la squadra, in primis Mancini, mi ha dedicato questa vittoria, io non posso fare altro che ringraziarli, e naturalmente devo dire che devono continuare così, perché la strada è quella giusta, e sono convinto che se continuano ad avere questa mentalità possono far bene anche nelle categorie superiori. Alberico Rossi, titolare del bar La Perla del Bosco, che quest'oggi ha ospitato i corridori prima e dopo la partenza. Una bella partecipazione a questa gara che ha reso possibile che tanti sportivi oggi si ritrovassero qua in questa terra di ciclismo. Anche da parte vostra passione verso questo sport. Sì, grazie a Andrea, meno male abbiamo lui che ha scelto innanzitutto il mio locale per poter fare questa manifestazione, soprattutto perché lui, essendo di Lamporecchio, ha ancora più valore questa manifestazione, oltretutto considerandoci il Giro d'Italia, quindi l'affluenza è stata molto molto importante oggi. E oggi il Giro d'Italia c'è un cittadino acquisito ormai di Lamporecchio, Nibali in maglia rosa, tanta emozione anche per quello. Soprattutto per lui, è normale, oggi tifiamo tutti per lui, oggi, sempre per tutta la durata del Giro, soprattutto dopo la caduta che ha avuto, insomma direi che si è ripreso molto molto bene. Alessandro Dolfi, coordinatore della struttura tecnica regionale della Federciclismo, quest'oggi un bel livello tecnico al via, erano presenti tutti i migliori toscani, e soprattutto, come dicevamo con Taffi, questo esperimento di collaborazione tra le squadre va sempre più avanti e diventa sempre più importante. Sì, certamente questo tipo di questa attività che stanno facendo adesso in questo momento diciamo un po' di crisi da tutte le parti, mancanza di gare e tutto, le società si sono, diciamo così, consorziate e hanno già instaurato 2 gare con questo tipo di sistema anche di partecipazione riservato ai corridori toscani, però giustamente in altre regioni abbiamo avuto delle critiche, però dai massimi esponenti anche
federali. Questa iniziativa è vista molto bene dal lato positivo e qui dobbiamo ringraziare veramente tutti, i direttori sportivi in particolare e anche i presidenti di società che hanno cercato di fare le cose, e piano piano il calendario che stava soffrendo, che era anche vuoto, si sta riempiendo, e con questo tipo di attività si spera di ottenere dei buoni risultati sia dal lato tecnico che anche dal lato organizzativo, per poter mandare avanti la nostra regione che ha sempre avuto un nome importante in tutta l'attività a livello nazionale, e quindi un ringraziamento di nuovo a tutti, anche alle autorità che gli hanno concesso l'autorizzazione per fare questo percorso in questa località. Alessio Giuffredi, grande soddisfazione quest'oggi, perché vincere in casa è sempre un piacere e soprattutto sembra che finalmente dopo un inizio di stagione un po' tribolato la squadra abbia preso il via. Sì, sicuramente l'inizio di stagione tribolato non era da una mancanza di condizione dei ragazzi, ma soprattutto da un'amalgama, perché tu sai bene che inserire 9-10 atleti in una squadra è difficile mettergli in testa subito il concetto di gara, il concetto mio, il concetto della squadra. Pian piano i ragazzi stanno assimilando, escano fuori i valori, i ragazzi si stanno comportando bene, Mancini è stato forte, oggi avevamo come avversari corridori molto validi e questa vittoria ci dà grande soddisfazione e grande motivazione per i prossimi appuntamenti. Ecco, i prossimi appuntamenti si inizia con l'estate, quindi grandi appuntamenti internazionali. È arrivata una conferma, anche la partecipazione in una delle poche gare a tappe rimaste alla 3 giorni aerobica. Sì, parteciperemo con grande gioia alla 3 giorni aerobica, prima di tutto perché l'anno scorso l'abbiamo vinta e già è una cosa positiva che ci risia quest'anno. Comunque un prossimo impegno molto importante già domenica prossima a Solighetto nella gara internazionale, dove cercheremo di farci valere e speriamo bene. When everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a new day.